Allora, siamo qua al 28° giorno di questo evento, Paint Revolution. Cosa è successo in questi 28 giorni? Abbiamo avuto quasi 2000 visitatori come voi e abbiamo avuto quasi 100 artisti come questi. Il risultato è eccezionale per la quantità di entusiasmo che è uscita. Quindi ho sempre visto spettatori andare a casa felici e soprattutto questi, come avete visto prima, sono impazziti. Viene fuori una voglia di fare, di creare, è vero o no? Oh. Allora adesso, visto che fai lo spiritoso, dimmi tu che cosa viene fuori da qua. Ma qua vengono fuori delle bischerate incredibili, capito? Qua sembravano tutti ubriachi anche senza bere. Io poi bevo anche, quindi qualche sambuchina me la faccio, quindi sono già a posto così. Capito? Poi trasmetto l'energia alcolica così, a tatto, a tatto. Dai, tu che ridi, sentiamo. No, vabbè, che cosa hai sentito tu in questo... Ma sicuramente comunque cose stranissime, perché poi sai, vieni qua, ti fai un progetto, arrivi qua e non capisci più niente. Per cui non c'è la mente, viaggia da sola, non sai manco tu di realizzare cose che non sai di fare. Adesso come ti senti? Voglia. Ah, So voglia. più di adrenalina. Ragazzi, come va? È sempre un piacere e un'emozione indescrivibile stare qui, perché siamo una famiglia veramente grandissima. Infatti, un'esplosione di colori sicuramente, quella è la cosa che importa, e poi dico la fantasia, la creatività che abbiamo, dico non è niente, sì, e viene fuori alla grande di sicuro. Bravo. Pietro. Peccato sia finita, però dai, c'è stata una bella esperienza e Dai, con se tutti. mi dai 100 euro ti lascio il mio posto di domani, dai. Ah, ok, va bene. Un grande applauso a questi ragazzi! Un applauso a questi ragazzi! Bravi, bravissimi! Bravi, bravi! Se fai così sembra che ti ho pagato, quindi Ragazzi, grazie ancora. Adesso resta solo da fare i grandi complimenti a chi ha vinto, che sono questi due ragazzi qua. Quindi un altro grande applauso. Santo e Davide.